Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di SimCity. Bentornati su Monkey Island. Quest'oggi vedremo un po' di continuare la nostra avventura qui a Lucre Town. Allora, vediamo un po' innanzitutto le migliorie e soprattutto le novità che sono riuscito ad portare all'interno di questa cittadina. Allora, innanzitutto l'ultimo gameplay si è basato principalmente sulla risoluzione del problema della densità cittadina, ma soprattutto sulla risoluzione del problema dell'energia. Come potete ben vedere sono riuscito un attimo a ristabilire la situazione, ovvero ci ritroviamo, come dire, in una situazione abbastanza stabile. Ho collocato diverse pale eoliche nella parte nord della prima centrale eolica, che sta fornendo abbastanza energia alla città. Infatti, come potete vedere, sto raggiungendo il limite massimo, però abbiamo ancora la possibilità di aggiungerne qualche altra per migliorare ovviamente la nostra efficienza. Allora, vediamo un po'. Innanzitutto sono riuscito a scoprire, come avevo detto, del giacimento petrolifero al di sotto della nostra cittadina, però non ho intenzione di smantellare l'intera cittadina per la produzione di petrolio, bensì sono riuscito a scoprire che all'interno sempre della nostra città esistono dei determinati giacimenti di minerali che si ritrovano proprio in delle zone già rese industriali, come per esempio la parte sinistra della nostra mappa. Allora, vediamo un po' di capire come funziona la specializzazione della città. Ogni città, ovviamente, all'interno di SimCity ha la possibilità, dopo essersi evoluta, e ovvero dopo aver raggiunto una determinata densità, può specializzarsi in un determinato settore che riguarda ovviamente l'estrazione, con la produzione quindi di carbone o addirittura di minerali, quella che ho intenzione di avviare, perché proprio la produzione di minerali consentirà l'aumento ovviamente del nostro capitale tramite la vendita di questi prodotti al mercato globale, che è stato abbastanza, come dire, popolato da diversi giocatori che hanno accettato un invito. Possiamo vedere nella parte destra dell'isola diversi giocatori se la stanno cavando bene, hanno costruito anche loro le loro cittadine, le stanno portando avanti. Anche nella parte sinistra possiamo ritrovare anche una leggera evoluzione. Allora, vediamo un po'. Innanzitutto sono riuscito ad ampliare, come dire, mentre stavo cercando di risolvere il problema dell'energia, numerosi cittadini sono arrivati in città e sono riusciti ad aumentare soprattutto la loro densità nelle zone residenziali. Infatti vi avevo accennato che nella parte in basso a sinistra avrei sostituito la sezione industriale con una parte commerciale, in seguito anche una buona parte residenziale. Ovviamente questi territori li possiamo ritrovare con un valore del terreno molto alto, ovviamente vi ricordo che il valore del terreno va aumentato con i determinati parchi, ovviamente sempre nelle determinate sezioni, come per esempio la sezione della piazza, la sezione formale e così via. Questi parchi ovviamente aumenteranno il valore del terreno e permetteranno che persone ovviamente residenti con una sorta di capitale maggiore, soprattutto di un certo gusto, vengano in città. È proprio così che vengono eretti i grattacieli. Allora, attenzione che abbiamo anche qualche altro edificio abbandonato, vediamo un'occhiata, addirittura in costruzione, perfetto. Allora, come vi dicevo, ecco che proprio in questa zona, nella parte sinistra della mappa, che una volta appunto vi erano tante industrie, ovviamente industrie molto, come dire, molto inquinanti, possiamo ritrovare diversi grattacieli che sono davvero fantastici, soprattutto sono la base della nostra popolazione. Soprattutto anche nella parte sinistra possiamo ritrovare anche diverse torri innalzate vicino al nostro municipio. Ovviamente sono riuscito a raggiungere 33.000 abitanti, quindi dall'ultima volta possiamo ritrovare un incremento di un paio di migliaia di abitanti. Comunque adesso ancora ci sono diversi problemi, ovviamente la nostra energia ci creerà sempre qualche altro problema in avanti, quindi vedremo un po' di riguardare meglio questo problema. Intanto vi stavo accennando la produzione di minerali, che ovviamente sarà fondamentale per l'incremento quindi della nostra economia, che potrà basarsi quindi sull'estrazione. Ovviamente in seguito possiamo ritrovare il quartier generale dei metalli, ovvero è la base di ogni città dove appunto vengono estratti determinati metalli, che consentirà quindi l'accesso alla costruzione di determinati edifici molto più complessi, come la fonderia, che ci consentirà di creare particolari leghe, ovvero delle leghe metalliche con l'aggiunzione di carbone, per quindi venderle a un prezzo più elevato, o addirittura investirle nella nostra opera generale, ovvero le grandi opere, con ovviamente la partecipazione di tutti i giocatori. Allora, vediamo un po'. Innanzitutto, dopo aver come dire, analizzato quindi questo punto di forza, dobbiamo prepararci a investire ben 22.500 dollari più le spese per la nostra miniera. Innanzitutto all'interno della nostra città, adesso dopo che sono riuscito a espandere il centro residenziale, come potete ben vedere nella parte sinistra della mappa, e soprattutto sono riuscito a sfruttare nella parte nord della nostra collina una piccola sezione industriale, ovvero la parte industriale che ero riuscito a realizzare in basso, ai piedi della collina, l'ho trasferita a nord, proprio al di sopra della collina stessa. Come potete vedere ancora
ancora qualche altra industria la possiamo ritrovare, però è stata migliorata notevolmente. Come vi avevo detto all'interno dei primi gameplay, la nostra città avrebbe avuto una grande, come dire, un grande miglioramento col passare del tempo nel momento in cui le nostre scuole sarebbero state frequentate da numerosi cittadini. Come potete vedere, la nostra scuola superiore, che ho collocato con un ausilio della nostra palestra, che attirerà soprattutto più cittadini e permetterà quindi di aumentare il valore del terreno residenziale, ha permesso quindi un incremento del livello tecnologico. La nostra scuola elementare, che si ritrova come al solito nel centro cittadino, accanto a questi grattacieli con piscina, potete vedere che è stata popolata da una buona parte della popolazione e soprattutto è in continuo aumento. Infatti abbiamo anche la possibilità di creare una bella città universitaria, aumentando quindi la densità dei nostri cittadini nelle scuole. Vi dicevo, aumentando sempre la nostra, mentre mi dedicavo sempre alla sezione, al collocamento della zona industriale nella parte nord, la densità della popolazione è aumentata e continua ad aumentare addirittura mentre io sto parlando, proprio perché adesso vi spiegherò una sorta di sistema di gestione delle richieste che è davvero molto importante per capire come funziona la città. Innanzitutto vi voglio annunciare che con il passare del tempo sono riuscito anche ad aggiungere una scuola professionale e soprattutto a sbloccare l'università. Allora, andiamo per gradi. La scuola professionale è un leggero miglioramento della scuola superiore, che non è proprio un'università, però ovviamente aumenta il valore del terreno e concede soprattutto nuovi posti di lavoro, soprattutto a cittadini, ma soprattutto anche un incremento dell'abilità dei nostri cittadini, che ovviamente nel momento in cui vi ricordo che l'educazione aumenterà e soprattutto anche il livello tecnologico aumenterà, le nostre fabbriche, che si ritrovano nella parte bassa e alta della città, inquineranno di meno e soprattutto saranno più competitivi nella produzione di prodotti. Allora, benissimo, mi sembra che l'unico problema è quello della spazzatura. Adesso vedremo un po' come risolverlo. Intanto vi voglio far vedere come sono riuscito ad aumentare la densità della nostra popolazione proprio dal settore della domanda residenziale, commerciale e industriale. Ovviamente all'interno di questa sezione in basso a destra possiamo ritrovare le particolari fasce della popolazione, ovvero la prima fascia, per esempio nella domanda residenziale, indica i cittadini a bassa densità, coloro che andranno ad abitare le abitazioni di basso gusto, come per esempio quelle aderenti a un valore del terreno molto basso. Soprattutto saranno dei cittadini che non avranno grossi bisogni di parchi, ovvero di decorazioni. Invece col passare del tempo, quindi collocando i parchi, quindi le zone sono cresciute e ovviamente i cittadini di media e alta densità, ovvero residenti in questi grattacieli che potete ben notare, hanno bisogno di hanno bisogno di veri e propri negozi che soddisfano le loro esigenze, e possiamo ritrovarli all'interno della parte sinistra del quartiere, ovvero con la costruzione per esempio di negozi che grazie a determinati parchi, come per esempio l'anfiteatro, che aumenta il valore del terreno ad alto livello, la creazione quindi di questi determinati negozi, che ovviamente influenzerà i nostri cittadini di alto livello e verranno con più frequenza all'interno della nostra città. Ho passato diversi minuti a capire appunto queste meccaniche, che mi hanno consentito davvero nel giro di poche ore di guadagnare da questi miglioramenti. Infatti all'interno dei primi gameplay mi ritrovavo un po' impacciato perché non riuscivo a capire come la popolazione potesse aumentare. Comunque, vediamo un po' di continuare dopo aver spiegato queste determinate meccaniche. Allora, vi ricordo che nella parte nord avevamo collocato una bella discarica e i rifiuti stanno diventando davvero insopportabili. La discarica è quasi piena, vedete un po' le zone di raccolta che stanno raggiungendo il massimo, ben 350 tonnellate, e ovviamente vi ricordo che con l'aggiunta di determinati giocatori all'interno della nostra mappa e soprattutto con l'aggiunta delle loro migliorie all'interno del municipio, avremo la possibilità di sfruttare tutti i campi della costruzione di opere pubbliche, come per esempio la realizzazione adesso della centrale di riciclaggio è disponibile, perché probabilmente qualche giocatore avrà implementato il Ministero quindi della Salute Pubblica, e così via. Abbiamo la possibilità di sfruttare tutti i nostri servizi al massimo, compreso anche la sezione dei trasporti, con l'aggiunta di barche, treni e soprattutto aerei. Per adesso vediamo un po' di concentrarci sulla nostra cittadina. Abbiamo 40.000 dollari con ben 8.600 dollari l'ora. Vediamo di risolvere il problema dello smaltimento dei rifiuti. Ci sono determinate cose che possiamo fare. Una prima azione è quella di costruire un bel inceneritore dei rifiuti. Brucia la spazzatura per toglierla di mezzo. Inquinamento atmosferico? No, a nessun importo. Ovviamente diminuiremo la presenza di rifiuti collocando quindi questa sorta di inceneritore, però ovviamente la nostra città ne risentirà, perché come dire,
l'inquinamento atmosferico anche a causa dell'incremento di venti nella parte superiore, vediamo un po', verrebbe spostato verso la nostra zona residenziale, quindi ovviamente tutti si ritroverebbero in una situazione davvero spiacevole. Quindi mi butterei un pochino più verso il riciclaggio, quindi riutilizzare i materiali che abbiamo già utilizzato in precedenza per creare una vera e propria centrale del riciclaggio in modo tale da offrire anche un supporto alle nostre cittadine vicine. Perfetto, vediamo innanzitutto di aumentare la velocità e capire più o meno come si sta evolvendo la nostra cittadina. Allora, ovviamente il problema dell'energia adesso non si sta presentando, ci ritroviamo un attimino in sezione normale, però vedremo adesso di risolverlo nella maniera migliore. Diamo un'occhiata a cosa sta accadendo, vediamo che cosa succede. Qualcuno nella nostra centrale, anzi nella nostra discarica, dice che è quasi piena, forse dovremmo aggiungere un'altra zona di scarico. Ovviamente aggiungere zone di scarico potrebbe portare avanti questo problema, e visto che per adesso non abbiamo la possibilità di investire i nostri soldi nella centrale di riciclaggio, vedremo di costruire un'altra zona di scarico delle nostre merci, anzi dei nostri rifiuti. Perfetto, allora vi ricordo che i nostri camioncini continuano a girare all'interno della nostra città a prelevare merci, diamo un'occhiata. Perfetto, ci sono alcune zone con particolari, con una presenza di rifiuti abbastanza bassa, proprio perché i nostri lavoratori si ritrovano a svolgere il loro compito nella maniera migliore. Vi ricordo che sono riuscito anche ad aggiungere particolari zone delle acque reflue, ovviamente è disponibile anche l'impianto di depurazione delle acque reflue. A ben $64.000 avremo la possibilità di pulire le acque di scarico prima che contaminino ovviamente il terreno e quindi riutilizzarle. Ci ritroviamo davvero in una situazione abbastanza drastica, proprio perché il tubo di discarica di scarico delle acque reflue sono quasi pieni, proprio per la presenza dei nostri cittadini. Siamo quasi a 50.000 abitanti e quindi sono riuscito a collegare diverse pompe nella parte nord del paese. Allora, vediamo un po' che cosa sta accadendo. Allora, ben $49.000, adesso vedremo innanzitutto di investire il tutto nella nostra, come dire, nella sezione dell'estrazione, che ovviamente deve essere supportata dalla sezione del commercio, perché ovviamente i minerali che noi andremo a raccogliere dovranno essere investiti nel mercato, e tramite la costruzione del magazzino commerciale importiamo ed esportiamo merci in modo tale da soddisfare la nostra cittadina nella maniera migliore. Allora, vediamo un po', diventa un esperto minerario, vediamo dove si ritrovano i minerali nella parte nord del nostro paese, nella parte sud del nostro paese. Allora, questa deve essere una zona industriale, vediamo un po' quello che possiamo fare, quello che possiamo eliminare per il collocamento quindi di questa nuova zona. Perfetto, mi sa che dovremmo eliminare un po' quest'area per realizzare proprio un vero complesso commerciale e residenziale, commerciale quindi e industriale. Allora, vediamo un po', mettiamo le mani nel nostro piccolo scavatore. Perfetto, vediamo un po' di analizzare la zona dove la ritroviamo. Abbiamo la possibilità quindi di eliminare un attimo questa parte. Perfetto, mi sa che ci andrà di mezzo anche il piccolo anfiteatro che ero riuscito a collocare. Dannazione, vabbè, vedremo un po' di collocarlo in un'altra zona. Allora, vediamo un po', prendiamo innanzitutto la nostra bella ruspa. Appartamenti legnosi purtroppo devono andare via. Oh mio Dio, anche il Clarity, guardate un po' questo. Perfetto, abbiamo fatto un attimino un po' di pulizia, però dobbiamo stare molto attenti perché i cittadini sono molto ma molto rapidi nella ricostruzione. Vi ricordo che nella sezione sempre delle zone è possibile la sezione appunto rimuovi zona. Avremo la possibilità di rimuovere le zone ovviamente sbagliate per ovviamente il collocamento delle nostre nuove industrie. Perfetto, allora vediamo un po' di sistemare il tutto, perché questa zona deve essere proprio basata sull'estrazione mineraria, ovviamente un qualcosa che identificherà la nostra economia nei mesi successivi. Vi ricordo che siamo a febbraio dell'anno 2, quindi ci stiamo avvicinando davvero a attenzione, perfetto, vediamo di eliminare innanzitutto anche questa piccola stradina. Ci stiamo avvicinando quindi a una nuova fase della nostra civiltà. Ah, dannazione, mi è scappato un attimino la mano. Allora, vediamo un po' di realizzare quindi il nuovo complesso per l'estrazione mineraria. Allora, andiamo nella sezione adeguata, vediamo un po'. Allora, i minerali si ritrovano proprio in questa zona, dobbiamo proprio ripulire il tutto, anche eliminando il nostro anfiteatro. Dannazione, me ne sono accorto troppo tardi della presenza di questa nuova zona. Perfetto. Allora, vediamo un po', stanno cadendo giù le case, purtroppo, ovviamente i nostri cittadini diminuiranno, vediamo di eliminare anche questa parte. Perfetto. Allora, collochiamo la nostra nuova zona di estrazione mineraria. Perfetto, eccoci qui. Avremo al di sotto del nostro terreno ben 290
276 tonnellate di minerali. Perfetto. Ok, vediamo di collocare anche vicino una nuova sezione per l'esportazione della nostra merce. Serve un deposito per i minerali. Perfetto, vediamo un po' di collocarlo molto vicino in modo tale da non scomodare i nostri camioncini molto a lungo. Perfetto. Allora, analizziamo innanzitutto il magazzino commerciale. Il magazzino commerciale ovviamente ha una sezione di stoccaggio che viene identificata come dire, viene identificata in questa maniera proprio perché le nostre industrie, quando produrranno dei prodotti e non avranno più negozi a cui inviare ovviamente del materiale, lo porteranno nel magazzino di stoccaggio. Allora, ovviamente in questo magazzino commerciale abbiamo la possibilità di immagazzinare e esportare tantissime tipologie di merci che variano quindi dal magazzino per la consegna merci aderenti alle industrie della nostra città, anche ovviamente riguardanti il carbone, soprattutto anche il petrolio, i minerali grezzi e tante tipologie di leghe metalliche che ovviamente verranno sviluppate con il passare del tempo e che vedremo ovviamente insieme, ma addirittura anche il carburante, date un'occhiata. Ne esistono davvero diverse, ovviamente anche per la plastica, per i processori, per i computer, ma soprattutto anche per le TV. Vedremo innanzitutto più avanti come ci specializzeremo nella produzione di elettrodomestici e quindi di prodotti molto più evoluti. Allora, ovviamente abbiamo bisogno della creazione di un deposito per minerali grezzi e vedremo un po' di posizionarlo. Dannazione, mi sa che ci ritroviamo in una condizione di poco spazio. Eliminiamo quindi questa stradina, perfetto, vediamo un po' di collocare qualcosa di meglio, avanti, perfetto. Allora, ecco qui un bel deposito di minerali, vediamo di collocarlo, benissimo, casomai vedremo un po' di spostare il tutto. Allora, il deposito di minerali è stato posizionato, adesso ovviamente all'interno della miniera verranno sfruttate tutte le sue possibilità e tramite l'aggiunta di garage per camion di minerali avremo più camioncini disponibili che trasferiranno le nostre merci ovviamente all'interno di tutta la città. Molto bene, allora vedremo un po' adesso di continuare con la nostra come dire, con la nostra mappa. Perfetto, andiamo intanto nella sezione delle strade, vediamo di collegare un po' il tutto. Perfetto, innanzitutto vediamo di far passare anche una bella strada qui in mezzo e probabilmente no, perché questa zona deve essere destinata per la costruzione di edifici aderenti al magazzino commerciale. Ovviamente ci ritroviamo ancora nella sezione del cercasi personale, perché ovviamente ci vuole un po' di tempo prima che arrivino i determinati lavoratori. In questa sezione diamo un'occhiata un attimo alla domanda industriale, è ancora molto elevata, vediamo di collegare un'altra bella zona industriale per rendere il tutto più omogeneo, molto ma molto bene. Perfetto, adesso nel momento in cui arriveranno particolari uomini a lavorare nella nostra zona, vedremo un po' di ingranare la marcia e dirigerci verso il mercato dei minerali. Allora, vediamo un po' adesso che cosa sta succedendo nella parte nord della città. Ovviamente con l'implemento di questa nuova zona come dire, di questa nuova zona industriale, l'energia ovviamente verrà sfruttata e sono riuscito a superare anche il problema dell'energia grazie a particolari vicini come per esempio Generale 24 e anche il nostro Re delle Ombre. Ovviamente sono riuscito a comprare da loro particolari megawatt di energia a un prezzo determinato, come per esempio $82 per megawatt o addirittura $21 per megawatt. Questo deve essere un particolare costo che ci permetterà di andare avanti. Ovviamente è possibile essere aiutati dalle determinate città che ci ritroviamo intorno per crescere. Allora, vediamo un po', innanzitutto stiamo sempre aumentando per quanto riguarda la popolazione all'interno della nostra piccola cittadina e vediamo un po', soprattutto anche il nostro budget si ritrova ad aumentare. Abbiamo la possibilità soprattutto di aumentare il nostro capitale tramite le transazioni che vengono effettuate. Ovviamente qualche particolare giocatore mi aveva richiesto la presenza di miei camion di rifiuti nella sua cittadina e potete vedere qua i determinati accordi per i rifiuti ovviamente aderenti ai mesi stessi, quindi ovviamente tutti i guadagni che provengono dagli aiuti che ho effettuato quindi nelle altre città.